Ha un doppio valore, quello dell'innovazione e dell'investimento mirato a migliorare l'assistenza innanzitutto dei pazienti fragili, degli anziani, degli over 65 e comunque di chi ha la necessità e può essere curato a casa. E il secondo valore, che in questo periodo non è assolutamente secondario, è quello naturalmente del risparmio, della razionalizzazione a beneficio dei pazienti che non subiscono tagli in quelli che sono i criteri dell'assistenza, anzi c'è un miglioramento deciso, ma insieme hanno anche un monitoraggio in continuità e un medico sempre a disposizione 24 ore su 24. È un progetto che viene da lontano, da lontanissimo, insieme ai tanti progetti messi in campo da Arsenal e portati a termine con successo. Mi viene in mente Escape piuttosto che il progetto Doge, il ritiro dei referti da casa attraverso internet, che non è stato un progetto secondario, anzi, verificati i dati, i prelievi avvengono normalmente la sera, il sabato e la domenica, quindi c'è apprezzamento da parte dei pazienti, dei cittadini veneti, ed è un investimento finalizzato a migliorare quello che è il servizio, agevolando il paziente, agevolando il cittadino, ma soprattutto rispettando quelli che sono gli obblighi economici impostici dal governo senza tagliare appunto quelli che sono gli attuali servizi. È fondamentale, noi siamo partiti anni fa. L'anno scorso c'è stata una ratifica del Ministero dell'Industria, è passato dalla sanità all'industria, ma questo è assolutamente secondario rispetto alla finalità. La finalità è fondamentale perché in caso di emergenza, urgenza, il medico del pronto soccorso con un clic ha tutta la situazione clinica del paziente, con le varie allergie, con tutti gli esami fatti fino a ieri e quindi può evitare di ripetere esami che evidentemente sono in piena disponibilità del medico e può intervenire immediatamente a beneficio appunto del paziente che si trova in emergenza. Quindi un risparmio, ma soprattutto una cura più attenta del paziente ed immediata, in disponibilità a livello veneto piuttosto che a livello nazionale, in qualsiasi situazione, in qualsiasi ora, senza andare a scartabellare in mezzo ad archivi. Per quanto mi riguarda è stata una grande intuizione, si tratta di un consorzio fra le varie USL venete e la Regione Veneto, quindi una sinergia messa in campo a beneficio dell'informatizzazione più corretta, scevra da qualsiasi tipo di interesse se non quello a beneficio del paziente, del cittadino e quindi del contribuente che ha pagato delle tasse e deve avere di ritorno i servizi.